Al via i lavori per il bacino di laminazione sul torrente Onte a Sovizzo, opera di compensazione idraulica per la linea ferroviaria alta velocità-alta capacità Verona-Padova. Opera strategica progettata per contenere le piene del fiume Retrone e ridurre il rischio alluvionale nell'area vicentina che riguarda diversi comuni: Vicenza, Creazzo, Altavilla e Sovizzo. È un'opera che nasce nel 2003 su volontà della Regione Veneto, che viene inserita nel progetto dell'alta velocità come opera compensativa proprio su richiesta della Regione e dei comuni che appunto sono interessati del percorso del Retrone. Adesso finalmente questi lavori inizieranno. Auspichiamo che questi lavori vengano fatti il più velocemente possibile perché abbiamo l'assoluta necessità di mettere in sicurezza l'area di Vicenza dalle alluvioni del Retrone. Il Retrone, che è un fiume abbastanza corto, che quando è in piena rischia di esondare, quindi di sommergere anche buona parte di Altavilla, in questo modo c'è un rilascio graduale. Il Retrone fa paura perché, come dice la stessa parola, retra, va indietro, quindi l'ho visto, l'ho sperimentato 2 anni fa quando ci sono state delle forti bombe d'acqua che si sono allagate proprio delle zone del paese. Via Vigo verrà chiusa per diverso tempo, quindi stiamo cercando di trovare delle soluzioni per avere meno disagi possibili insieme a IRICAV e RFI. Opera che sarà realizzata in un paio d'anni, per cui il sindaco di Vicenza rilancia. Voglio però sottolineare che non basta, nel senso che sappiamo che questa è una cassa, è un invaso per 550.000 metri cubi, quindi un aiuto importante sull'Onte che è un affluente del Retrone, ma serve sia il bacino sulla Dioma e serve anche un'opera che più volte il presidente Zaia aveva ipotizzato da presidente della regione, quindi una sorta di canale scolmatore, insomma, che eviti che la piana del Retrone arrivi in città. Il progetto sulla Dioma va realizzato, finalizzato, è già nella programmazione regionale. Questo canale scolmatore invece è rimasto semplicemente a parole, serve che invece si arrivi a un progetto e poi a un finanziamento.